Il Volley Città di Agrigento concede il bis dopo la bella vittoria casalinga contro il Letojanni, supera in trasferta anche la Reggio Calabria con un altro rotondo 3-0. La partita, nelle immagini, è stata dominata dal sestetto di Tani Frenzirusso fin dalle prime battute. Troppo netta la differenza dei valori in campo. Agrigento superiore sia in attacco che in difesa alle calabresi. Il tecnico russo schiera il sestetto base con Maiello in palleggio, Ricotta opposta, Lombardo e Caruso, martelli ricevitori, Sannino centrale e Farrugia libero. Poi al centro ha giocato anche Signorello. C'è stata partita solamente nel primo set, dove le padrone di casa hanno provato a mettere in difficoltà le ospiti. Il Volley Agrigento, con una Tatiana Lombardo devastante, conquista il primo set per 25-21. Poi è stata solo accademia da parte delle giocatrici biancoazzurre. Sannino e Ricotta hanno messo a terra una infinità di palloni senza dare scampo a Reggio Calabria. Finale del secondo set 25-10. Agrigento continua a martellare le avversarie da ogni zona del campo e anche il terzo set ha poco da raccontare. Finisce 25-16 ed è trionfo Agrigento. Migliore realizzatrice per le biancoazzurre Lombardo con 21 punti, poi Sannino 15, Maiello 7 e Caruso 6. Sabato prossimo, la terza di campionato, il Volley Agrigento gioca al Nicosia alle ore 17 contro il Forte Cefalù.